d'inchiesta medici sui fenomeni di criminalità alla Salerno centrale. Quindi la scelta che è stata fatta è stata una scelta innanzitutto di carattere assistenziale, cioè si puntava con l'industria di dare risposte occupazionali in primo luogo, poi naturalmente si tentava anche di innestare all'interno del territorio una nuova cultura del lavoro. Ho letto l'altro giorno l'intervista di Giovanni Del Rio. Giovanni ribadiva che quella scelta fu fortemente voluta e fu una scelta soppesata e ragionata. Si puntava con la nascita di un'industria avanzata, diceva Giovanni, come era allora l'industria chimica, di dare una risposta in termini occupazionali. In secondo luogo si mirava di mettere nel tessuto sociale del territorio un nuovo soggetto in grado di modernizzare la società nuova. Ottana ha rappresentato, secondo me, degnamente questo aspetto. Cioè è servito effettivamente, cioè l'industria di Ottana è stata un'università operante, è servita a immettere all'interno del territorio una serie di forze nuove che hanno governato poi le amministrazioni comunali, sono entrate all'interno dell'amministrazione provinciale, eccetera. Ha rappresentato, come ricordava Manichedda tempo fa, un vero e proprio ascensore sociale. Cioè l'industria di Ottana è servita appunto a dare una prospettiva ai figli di operai, eccetera, una prospettiva diversa e quindi a levarli anche dal punto di vista sociale. È naturalmente un processo industriale, quello nostro, esogeno, che non ha trovato il consenso perché è stato discusso a livello locale. Ha rappresentato un po' una nave aliena che è planata nella media valle di Tirso o a Tosso, a Siniscola, senza però che le popolazioni, le amministrazioni comunali fossero coinvolte in questo progetto di sviluppo. Cioè il limite che ha avuto questo processo industriale è stato quello appunto di non essere stato in qualche modo concordato dalle popolazioni, che potevano insomma in quella fase dire la loro sul modello industriale che veniva proposto. Cerco di chiudere. Io credo che le scelte che sono state fatte poi dalle partecipazioni statali che hanno avviato appunto una fase di privatizzazione, naturalmente sono scelte concordate col governo, volute dal governo, oppure l'altra scelta, quella del superamento delle partecipazioni statali, hanno determinato la chiusura di questi poli industriali. Cioè nessuno mette in discussione il processo di privatizzazione che poteva essere fatto, naturalmente doveva essere fatto all'interno di una chiara strategia industriale. Quello che è mancato da parte dell'ENI in modo particolare in questi anni è stato appunto un disegno complessivo, cioè l'ENI ha puntato a scappare, ha puntato a rafforzare i suoi core business, come si dice, abbandonando il settore chimico e puntando invece tutte le proprie energie, le proprie risorse sui settori ritenuti strategici come quelli del turismo. Questo ha permesso naturalmente a l'ENI di realizzare grandi utili. Naturalmente lo Stato ha ancora una percentuale all'interno del 20-25%, solo l'anno scorso l'ENI ha distribuito utili per 8 miliardi di euro. Quindi insomma, credo che lo Stato abbia interesse anche a non disturbare l'ENI, perché insomma, lo Stato, il governo, durante la fase di dismissione dell'Eniken poteva anche imporre una politica meno rovinosa per i territori che hanno dovuto subire queste scelte. Insomma, se oggi a Ottana siamo nelle condizioni in cui non si riesce insomma, a far sopravvivere nessuna delle iniziative che sono state in qualche modo privatizzate, esclusa la Dow Chemical, ma